Se non ricordo male, avevamo dati appuntamento in Chianti dal Montalcino Giovanni, eccetera. Campo Giovanni. Campo Giovanni, premiato qualche anno fa, penso sia stato prima del Covid. Sì, ecco perché poi chiaramente insomma, abbiamo aspettato insomma, ecco, che fosse veramente passato. Per causa di forza maggiore abbiamo... Per venire con calma effettivamente a visitare. Tra l'altro qui devo dire che sì, per farlo come dire, bisogna essere quasi in due, ecco, quindi è dovuto arrivare anche l'assistente allo chef de cava, ecco, perché lo chef è un po' il capo, il proprietario, eccetera, eccetera, tradotto. Ecco, da noi in Italia lo considerano solo quello che cucina, quindi essere a Borgo San Felice, dire chef de cava e vedere Leonardo, qualcuno potrebbe anche pensare più a Bartolini, no? Che è lo chef stellato che avete. Sì, o Juan, in realtà il resident chef è esatto, Juan, esatto, Juan, poi c'è anche Quintero. Quindi, comunque chef ne abbiamo, sì, sicuramente, sì. E quindi come si dice, l'enologo, l'enologo, no? Sì, l'enologo sarebbe la traduzione. Che quindi proprio nella cantina, come sentite, questo è proprio il suono, l'eco, il riverbero appunto della cantina, un po' come le musiche sacre, chiaramente vanno rappresentate nelle chiese con quell'acustica e chiaramente quando fanno concerti da camera questa cosa un po' si perde, che è quello che succede poi al vino, quando poi come dire, va a finire nei ristoranti, eccetera, eccetera. Quindi bere un vino sul posto, qui a San Felice non ce ne sono pochi, chiaramente è un'emozione unica. Bene, qui abbiamo appoggiato il nostro laptop, il nostro computer, qui abbiamo le barricche, questa è una base per il Vigorello 2022. Quindi partiamo dal primo Super Tuscan, questo brand, questo marchio è stato inventato da un collega giornalista che evidentemente doveva scrivere qualcosa, ha detto Super Tuscan. Infatti non so se potrebbe funzionare in Romagna, perché è difficile con Romagna, no? Super Romagna farebbe un po' ridere, si mettono a ballare il valzer, però Super Rubicon sarebbe male, attenzione perché anche la Romagna che ha le sue carte da giocare, Super Rubicon potrebbe avere delle chance, magari solo Rubicone, magari lascia un po' di girato, però è vero che il Dade Tratto lo conoscono un po' dappertutto. Bene, allora questo Vigorello nasce proprio negli anni 60. Nel 68, sì. Erano gli anni in cui... È un vino anche un po' così, 68. Sì. Beh, a tutti gli effetti è stato un vino rivoluzionario. In effetti, appunto, erano gli anni in cui la denominazione Chianti, pur essendo il vino più conosciuto, il vino italiano più conosciuto al mondo, era conosciuto comunque prevalentemente come un vino molto leggero, quotidiano, molto semplice, e questa semplicità era banalmente il risultato di una cattiva interpretazione della ricetta del barone Ricasoli, che nell'Ottocento aveva fatto questo assemblaggio di cantina mettendo insieme il Sangiovese, vitigno classico delle nostre colline, insieme al Canaiolo, che è un'uva rossa morbida e leggera, e Malvasia, uva bianca. E questo era stato fatto nell'ottica di creare un vino un po' più semplice, più di pronta beva, e sul successo dell'esperimento del barone Ricasoli, poi quando alla metà del Novecento si è iniziato a parlare di denominazioni, il Chianti è stato appunto una delle prime denominazioni a livello nazionale, è stata presa questa ricetta come disciplinare di produzione. Per quello io dico malinterpretando, perché mentre Ricasoli l'aveva fatta, prima di tutto l'aveva fatta in cantina, quindi proporzionando questo assemblaggio in maniera abbastanza precisa. E invece il disciplinare parla nel vigneto, giustamente, perché disciplinare di produzione parla nell'uve. Quindi, e poi l'aveva fatta Ricasoli per una parte della sua produzione, mantenendo i vini, le riserve del Castello di Brolio, eccetera, prevalentemente con Sangiovese, quindi vini che devono essere destinati all'invecchiamento fatti con Sangiovese, vini più giovani anche con le uve bianche.
Il disciplinare del Chianti Classico dagli anni 60 invece prevedeva solo la versione giovane. Quindi i produttori più attenti, più orgogliosi, diciamo, del potenziale qualitativo di questa regione non si riconoscevano nel Chianti, nel fiasco, un rosso che era, estremizzando un po' il concetto, poco più che un rosato, no? Quindi decise Enzo Morganti, l'allora direttore di San Felice, di prendere i primi 50 ettolitri di Sangiovese, vinificati a parte, affinati a parte e imbottigliati come 100% Sangiovese. Ecco, questo esercizio, che purtroppo all'epoca doveva essere chiamato in etichetta vino da tavola, però con questo brand Vigorello, che da subito catturò un po' l'interesse dei ristoratori più attenti, dei nostri clienti, e divenne poi un po', aprì questa breccia e divenne un po' l'esempio poi per tante altre aziende che sono seguite dopo. Un nome su tutti, nel 71 appunto è nato il Tignanello, che tutti conoscono e che poi ha fatto nel mercato sicuramente da traino, con la potenza di una firma come Antinori e la qualità dei loro vini. Ecco, la qualità di questa categoria dei Super Tuscan, come sono stati denominati dopo, è diciamo sicuramente stato quell'elemento che ha fatto, ora io prima ho parlato di vino rivoluzionario, io spesso più che rivoluzionario chiamo la categoria che ha fatto un po' il rinascimento dell'enologia toscana in primis, ma se vogliamo anche allargarci un po' anche a livello nazionale in molte altre regioni, dove le denominazioni per un certo periodo sono state degli elementi che imbrigliavano un po' in maniera troppo serrata le volontà dei produttori, che più si volevano cimentare sulla qualità, perché questo termine qualità, che oggi è molto utilizzato, molto sulla bocca di tutti, in realtà se ci pensiamo nel mondo del vino italiano è un concetto relativamente recente, si parla appunto degli ultimi 50 anni. Vini di qualità erano prodotti da pochissimi produttori illuminati, prima degli anni 50 appunto, e è stato poi solo con gli anni 60, 70, forse anche oltre, che è diventata un'ambizione di tutti, no? E quindi ogni produttore ha cercato di cimentarsi in questo esercizio di produrre vini che potessero competere sul mercato internazionale, esercizio che tra l'altro non è per niente semplice e per niente scontato, perché comunque significa investimenti, significa attenzione a tutte le fasi produttive, dalla scelta del vigneto, del terreno, l'esposizione a tutti i lavori di cantina, fino poi anche al marketing, perché i cugini francesi ci insegnano fare il vino buono è fondamentale per aver successo, ma spesso non basta, bisogna anche essere capaci di comunicarlo, di spiegare tutto quello che c'è dietro un'etichetta, tutto quello che c'è dietro un brand, un nome San Felice. Ecco, io credo che sì, assaggiare un vino dà un'idea, avere l'opportunità di visitare le varie aziende, visitare San Felice in questo caso, dà sicuramente un'idea molto più chiara di quello che è la nostra filosofia e la nostra... In certo senso si deve l'etichetta, non è un'offesa. No, si deve anche, ci aggiungerei anche, perché la qualità nel bicchiere ci deve essere, non deve essere un'operazione di puro marketing, logicamente. Però a volte, ecco, la qualità da sola, se non è comunicata adeguatamente, molti sforzi che i produttori fanno, appunto dal vigneto alla bottiglia, passano in secondo piano. Invece, siccome, come dicevo prima, non è per niente scontato, è un lavoro che richiede molti sforzi e
il fatto di essere un lavoro sotto le stelle, quindi alla mercé dei cambiamenti climatici, delle stagioni, eccetera, riuscire a comunicare tutto quello che si fa credo che sia un piacere per il consumatore e anche una gratificazione per il produttore stesso. Insomma, il Vigorello quindi ha aperto la strada nel 68, questi vini trasgressivi allora, chiaramente, esatto. Perché oggigiorno, nel 2006, praticamente non si possono mettere uve bianche nei chianti. Cioè, esatto. Prima eri obbligato. Esatto. Sì, era l'obbligo. Adesso noi vogliamo il Chianti fare Classico ha una come sua Montalcino, praticamente 100% Sangiovese. No, non necessariamente, diciamo dare la possibilità, rimane il disciplinare del Chianti rimane il Sangiovese almeno all'80%, almeno all'80% vuol dire che poi la scelta del produttore, quel 20%, a quale varietà destinarlo, logicamente, come diceva lei, non alle uve bianche, ma si può anche usare vitigni diversi. Per la nostra filosofia i vini della denominazione sono fatti solo con vitigni del territorio, quindi non si usano Merlot, Cabernet o simili, che invece oggi vanno questo no, io l'ho trovato qui, adesso lo rimetto a posto, non vorrei sbagliare questo appunto è del Merlot che va nel blend del Vigorello, appunto, che è un IGT. Già da allora la ricetta, la ricetta, nel senso che allora non già da come anche nei cocktail, no? Che si miscelano, no? Esatto, sì, è un po' io a volte diciamo esagero un po' con i paragoni, diciamo, e quindi a volte però ho avuto la fortuna di conoscere Giacomo Takis, eccetera, e lui spesso mi faceva: guarda, alla fine noi non bisogna montarsene troppo la testa, anche se lui se la avrebbe potuto montarsela per i risultati che ha avuto. Dice: alla fine noi siamo dei mescolavino. Quindi ecco, questo esempio del cocktail e del barman, diciamo, in parte è così. È vero anche che comunque appunto lui era uno che non si prestava molto alle telecamere, cercava di stare la competenza in realtà dell'enologo diciamo spazia in un ampio spettro che va appunto dagli aspetti geologici e pedologici del terreno fino alla vinificazione, quindi con la microbiologia, eccetera, e quindi c'è una parte del lavoro più scientifico. Poi c'è detto che si possa essere anche astemii poi col vino, no? Penso che Giacomo Takis potesse essere un po' anche... No, non era astemio, assolutamente. Quando lo beveva. Non era astemio, però diciamo è anche vero che col mestiere che si fa noi ci capita spesso di iniziare a assaggiare vini alle 8:30, alle 9 di mattina. Magari quando si va a casa, a me capita spesso, se non ho amici, sì. E poi si diventa anche un po' viziati, nel senso quando si beve si cerca di bere vini particolari, che abbiano, come dicevo prima, non solo una qualità nel bicchiere, ma una storia dietro. Ci piace sapere chi ci ha regalato. In questo caso chiaramente si beve l'etichetta, nel senso questo è un vino l'etichetta, esatto, eccetera, guardi la bottiglia, no, l'etichetta, o bevi, cerchi di capirlo, perché se un vino ha avuto successo ovviamente massimo rispetto, e cerchi anche un po' quindi ecco, si entra un po' in simbiosi, quasi come una donna, non so, ecco, io la butto là, e quindi allora parte il Vigorello che adesso, come dire, può fregiarsi di essere un super Tuscan, non aver scritto Chianti, semplicemente perché poi allora ha detto di non aderire al Chianti, e quindi chi me lo fa fare di aderire, mettere il gallo nero, in effetti il brand, oggi il gallo nero stonerebbe adesso, no? Visto che ha avuto tutto questo. No, quello non arriverei a dire tanto, ormai le denominazioni hanno recuperato la loro importanza. Diciamo che appunto
tornando a San Felice, la nostra filosofia, come ho detto prima, è per i vini del territorio, quindi per le vini della denominazione Chianti Classico, usare solo vitigni autoctoni, e quindi ho cercato di differenziare la personalità del vigorello usando altre uve. Anche qui si parte dalla zonazione, si ritorna al concetto di professionalità in vari settori, no? Quindi nel reimpiantare vigneti, consapevoli che il Sangiovese è un vitigno molto esigente, si è cercato di dedicargli quegli appezzamenti che avevano per esposizione, altezza e caratteristiche di suolo, dedicargli gli appezzamenti più idonei. Rimanevano degli appezzamenti, un po' di fondovalle, dove appunto ho messo questo Merlot, terreni leggermente più sabbiosi, dove il Sangiovese dà vini magari più leggeri, dove ho messo il Cabernet, e poi il Pugnitello, che è l'altro attore del Cabernet Sauvignon ad oggi, sì. E quindi, ecco, per questo blend che è composto da Pugnitello, Merlot e Cabernet, oggi il vigorello non rientra nella famiglia del Chianti anche per l'uvaggio che lo compone. E volutamente dei vitigni non c'è Sangiovese, nel vigorello di oggi il Sangiovese non c'è più, quindi non potrebbe essere Chianti, che invece deve avere almeno l'80%. E quindi ecco, all'inizio invece è nato 100% Sangiovese, esatto. Però poi negli anni è stato introdotto, dalla vendemmia 79 è stato introdotto il Cabernet, dalla vendemmia 2001, che sembra ieri, a me sembra ieri il 2001, ma sono oltre 20 anni. Decennale, un vino ogni decennio, chiaramente ci sarebbe questa tipologie cosa, leggermente diverse. Esatto, che sarebbe bellissima, che almeno noi le fate ogni tanto, sì, ancora bottiglie degli anni 60. Allora, 60 e 70 ne abbiamo pochissime, quindi del 100% Sangiovese ne abbiamo pochissime. Però è stato un vino fino alla vendemmia 2000, è stato un vino in cui ancora il 45% era Sangiovese, quindi ce n'era ancora una buona fetta. E dal 2001, in cui ho introdotto il Merlot, in cui è ancora un po' sceso, e poi ecco dal 2006 in cui il Sangiovese non fa più parte del... Ecco. Quindi percentuali che sono cambiate negli anni, sì, quindi quando è stato escluso il Sangiovese dal vigorello? Quando si comincia la prima vendemmia senza Sangiovese è il 2006. 2006, sì. Perché l'anno prima quanto ce n'era? Ce n'era ancora un 40%. Sì. Era arrivato. Sì. Però non è un caso unico, perché deve essere capitato più verso Bolgheri, più verso il mare, con un vino che in effetti aveva da quelle parti del Sangiovese, quasi tutto Sangiovese, che ora è 100% Cabernet Franc. Mm-hmm. Ecco, per voi Cabernet Sauvignon. Sauvignon, sì. Perché il Cabernet Franc al momento non ce l'ho impiantato, quindi a breve non usciremo. Ora vediamo, stiamo reimpiantando dei vigneti in cui per esempio ce n'avevo uno impiantato con Malvasia Nera, perché era comunque una zona non adatta anche quella al Sangiovese. Insomma, lo sto prendendo in considerazione, ma ancora non ho deciso se effettivamente lo pianterò. Però chiaramente nell'azienda di Bolgheri Cabernet Franc come se piovesse. Come se piovesse però c'è. Sui 15 ettari che abbiamo oggi a Bolgheri sono circa 2,5, quindi insomma. Bene, vigorello, e poi c'è grigio che dà nome anche alla riserva, esatto, e il grigio Gran Selezione, e è anche il nome dell'osteria del grigio, appunto. Quindi nel grigio avete anche questi vitigni sperimentali? Nel grigio riserva è prevalentemente Sangiovese. Nel grigio Gran Selezione c'è anche 5 vitigni autoctoni, insieme al Pugnitello c'è l'Abrusco, c'è... l'Ambrusco? No, Abrusco. Pensavo. Abrusco. Perché sembra che l'Ambrusco poi non sia neanche proprio un vitigno.
C'è anche un posto che si chiama Lambrusco, tra l'altro, nel Modenese, per chi non lo sapesse, perché sono un po' tutte queste uve che sono del territorio, effettivamente. Sì. Abrusco. Abrusco è della famiglia del colorino, diciamo, poi c'è il Mazzese, un po' di Malvasia nera che ho citato prima e un po' di Ciliegio. Questi sono i vitigni che compongono il blend del grigio Gran Selezione. Questo è un Chianti Gallo Nero. Gran Selezione. Ecco qua. Sì. E poi chiaramente... E poi c'è il Poggio Rosso, che è l'altra Gran Selezione da vigneto, che dà il nome al ristorante gastronomico, mentre invece il vino premiato da Maspetetto numero 24, e quindi questi 2 Chianti di quest'anno, il vostro è il Riserva? No, l'annata 2020. 2020, quindi appena uscito, insomma. Sì, è stato premiato lo scorso anno, quindi esatto, ora anno comunque era già in vendita lo scorso anno. Sì, già a fine vendita, anche diciamo. La prima uscita è dopo 1 anno, 2. Sì, un anno. Benissimo, e quindi... Sì, è stata una grande soddisfazione, perché comunque, ecco, allora, logicamente i premi fanno piacere nei vini di punta, però ricevere un premio nel vino che per noi è il vino base, comunque è mettere un sigillo al lavoro che si è fatto per tanti anni, no? Perché logicamente io quando spiego sempre ai clienti, agli amici, come nascono i vini, per esempio appunto tra il grigio riserva e il Chianti annata, alla fine la prima scelta delle uve va al grigio riserva, e con una brutta parola, ma poi per far capire alle persone, la seconda scelta fa il Chianti classico d'annata. Quindi se la nostra seconda scelta ha avuto questo grande riconoscimento, per me è un grande risultato. Quante bottiglie? Sono circa 400-450.000 bottiglie. Quindi questi sono i vini. Sì. E il grigio riserva 300.000, quindi con queste due etichette... quindi in totale San Felice dall'azienda del Chianti classico fa tra 900 e 1 milione, insomma, sì. Quindi complimenti, e quindi noi vi possiamo salutare qui da Borgo San Felice, perché effettivamente è un borgo dove inizialmente poi come ci abitavano quelli che lavoravano. Esattamente, sì, io chiese, tra l'altro, purtroppo ormai sono rimasto il più anziano della squadra, quindi sono qui, la prossima sarà la 40ª vendemmia. Siete stati premiati anche tra l'altro con la Stella Verde? Sì, quindi l'altro anno. E quando sono venuto qui io nell'84 c'era ancora 7-8 famiglie che abitavano nel borgo, quindi prima che iniziasse la ristrutturazione per fare l'albergo, che appunto è iniziato nel 90, la prima stagione, però ho brevemente vissuto anche la vita del paese. C'era ancora nella canonica il giovedì il prete faceva il film, diciamo il cinema, la sala è una saletta cinema, c'era un piccolo bar che apriva la sera e quindi insomma ecco. Adesso tocca andare nel bar del Barone. Il bar eroico, sì. Invece come vin santo lo producete? Sì, facciamo anche il vin santo in maniera tradizionale. La Vinsantaia è qui sopra la nostra testa. Esce dopo? Dopo un 5-6 anni, sì, a seconda, 5, 6, 7 anni. Che è l'unico vino dolce, sì. C'è anche la versione, prima si parlava di Malvasia nera. No. L'occhio di pernice? No. Per il momento? Per il momento non lo facciamo, però insomma no. Bene, vi salutiamo. Bene. Visto che è già la seconda volta che siamo con questo Share the Cave, speriamo ce ne sia una terza, ovvero che ci siano chiaramente altri successi. Grazie a voi e vi aspettiamo a San Felice per un brindisi. Ecco qua.